affronta in maniera diversa. Questo diciamo che è un gran passo avanti Cioè, dopo la terza volta che ti devi togliere l'orologio perché hai capito suona. che è giusto arrivare magari al controllo già con la cintura messa nell'apposito dispenser e affrontarlo in maniera diciamo anche un po' più snella, anche perché è un po' snervante, anche in prima persona so cosa vuol dire, perciò insomma uno arriva già preparato Sì, esatto. di conseguenza. È meglio farlo prima, poi quando vedi le scene delle signore imbellettate con ori e catene e quant'altro, Certamente. togliere e mettere nel contenitore. Certamente non siamo forse arrivati ad il livello che sta diciamo di sicurezza che stanno adottando negli aeroporti americani, in cui lì sembra praticamente di andare dal medico per farsi un'ecografia, un TAC, perché lì effettivamente stiamo parlando sicuramente di un livello di attenzione e di controllo maggiore. Però lì se uno ci pensa, se uno anche ha avuto un'esperienza, si rende conto che lì il livello è massimo. Cioè, e lì veramente stiamo parlando proprio di un controllo veramente minuzioso su tutto e sulla persona. Quindi, comunque, nonostante la percezione del passeggero sia positiva, nel senso poi mi ha fatto anche diversi, magari piccole inchiestine fra i passeggeri nei periodi clou, come anche il Natale. E alla fine abbiamo notato che, a parte qualche caso sporadico, tutto sommato il passeggero è contento se vede una situazione di sicurezza, di controllo costante. C'è proprio una percezione di sicurezza maggiore, cioè il passeggero si sente più sicuro e quindi allora questa sicurezza, c'è proprio questa percezione di questa emozione e di conseguenza appunto si sente un po' più tranquillo anche se viaggia con bambini, persone appunto giovani. Poi correggimi se sbaglio, ma Venezia comunque è anche un aeroporto molto ben fluido e ben gestito. Credo che anche negli anni sia salito proprio. Sì. Infatti attualmente l'aeroporto, il Marco Polo di Venezia è il terzo dopo Roma e Milano proprio come importanza, quindi stiamo parlando proprio di una vetrina del mondo. Non a caso appunto ho notato anche sui giornali che spesso e volentieri ci sono delle compagnie del Medio Oriente che appunto decidono di aprire lo scalo su Venezia, quindi anche per la persona che viene da fuori Venezia è una città importante. Di conseguenza, appunto, organizzare proprio tutto il controllo, tutta questa fluidità è richiesta e penso che appunto l'organico appunto che gestisce anche, oltre alle forze dell'ordine, ma anche la società che lo gestisce, è ben conscia di questa problematica. Sì, io esempi banali, perché poi la gente alla fine a quelli si aggrappa, è inutile, siamo cittadini anche noi, cioè, non ho mai fatto una coda, non ho mai perso una valigia a Venezia, l'ho sempre persa a Fiumicino. Sono casi, sicuramente è un caso. Ti fa pensare, beh è spiacevole sicuramente di conveniente che uno dice mi affido diciamo a un aeroporto e non trovo più il bagaglio, non è sicuramente piacevole. Ma lì che cosa succede? Come mai? Com'è che penso che sia un problema legato allo smistamento vero e proprio del bagaglio, che di conseguenza magari... Lo spostamento fisico di una cosa da una parte all'altra. Esattamente, che sia proprio un problema legato proprio a questo tragitto che il bagaglio compie da quando viene scaricato dall'aereo e appunto dovrebbe giungere su questi famosi rulli appunto, e penso che il problema sia legato a questo in quei casi appunto in cui si verifica. Bene, allora scendiamo coi piedi per terra e smettiamo di volare nei cieli del mondo, perché c'è questa possibilità, questo progetto, chiamiamo così, di spostare la questura di Venezia. Sì, è un progetto che sta iniziando, ovviamente con i tempi appunto che sono richiesti appunto per l'attuazione di questo progetto, che vede appunto il trasloco della questura di Venezia, che noi siamo abituati a vedere nelle adiacenze di Piazzale Roma, in una zona identificata diciamo nel Terraglio. Proprio per aumentare diciamo, il servizio per la cittadinanza, per metterlo in una posizione diciamo, un po' più comoda a tutti i servizi in generale e quindi rendere una maggiore facilità appunto per le persone che hanno bisogno di approcciarsi diciamo, alla Polizia di Stato. Sicuramente tengo a precisare che ovviamente proprio per la particolarità della questura di Venezia appunto che è dotata anche e soprattutto della squadra nautica e delle volanti che appunto prestano servizio nella laguna e soprattutto nel centro storico di Venezia, quel nucleo rimarrà comunque nell'attuale posizione, oppure sarà trovato diciamo una dislocazione un po' diversa perché è essenziale il controllo appunto anche del centro storico di Venezia. Sì, Venezia c'ha un
è composta da un elemento che è l'acqua, dal quale non si può prescindere. È proprio la comunque. particolarità di questa questura, che è anche riconosciuta anche a livello, diciamo, centrale dal nostro Ministero, appunto proprio questa peculiarità di disporre di volanti terrestri, chiamate così, diciamo, volgarmente, che prestano servizio lungo le strade, però anche di avere delle squadre, appunto, di volanti che prestano servizio nel centro storico di Venezia, dove c'è bisogno. È proprio la particolarità proprio della nostra città. Esatto, la pattuglia si fa anche in barca a Venezia. Esattamente, e anche a piedi, perché non anche voglio togliere merito ovviamente ai poliziotti Civicchia. di quartiere, che sono anche un aiuto concreto ai cittadini del centro storico di Venezia e anche ai commercianti, perché la classica figura inglese di questi poliziotti che girano, diciamo, in delle aree appunto urbane in cui appunto anche non è consentito il traffico veicolare di veicoli 4 ruote e 2 ruote, ed è importante appunto questa figura soprattutto. Quindi insomma la questura di Venezia è impegnata, diciamo, veramente a 360 gradi nei confronti della cittadinanza. È molto interessante il discorso dei poliziotti di quartiere, perché poi forse sono quelli che riescono ad essere, tra virgolette, più vicini alle persone, Sì. cioè magari anche la madre che ha un problema con la figlia forse è più propensa ad andare a raccontare al Perché si poliziotto di quartiere, esatto. Esattamente, si instaura un rapporto diverso con la cittadinanza, quasi come di un amico, e di conseguenza magari oltre al solito consiglio magari di routine, mi è scaduto il passaporto, ho smarrito un documento, ci può essere anche qualche scambio di informazione utile proprio per la conduzione della famiglia. Di conseguenza questa fiducia, diciamo, è garantita proprio da questa presenza di queste persone che non a caso anche soprattutto riescono anche magari ad instaurare un rapporto di fiducia con i commercianti. Magari il commerciante che può incontrare delle difficoltà con la clientela comunque ha un punto di riferimento e quindi sciogliere quei dubbi eventuali, oppure di fronte a un reato che si è da appena consumato o era, diciamo, nell'intento di consumarsi, appunto ci può essere questo intervento tempestivo da parte di questa forza fondamentale in strada. Sì, più immediato anche come confronto umano, forse. Sì, Esatto. c'è proprio un rapporto umano. Basti pensare, diciamo, alla classica telefonata, per esempio, al 113, oppure al fatto di interagire personalmente con questa persona di fronte e appunto avere, diciamo, una risposta più umana. È giusto definirla più umana. Visto che siamo in estate e si sa, si gira parecchio, no? Per andare al mare, per andare in montagna. Questa mattina stiamo facendo questa intervista nel 2 giugno, quindi anche festa della Repubblica. C'erano per esempio delle code per andare verso il litorale, qualche rallentamento sulla 4. A livello di polizia stradale, come siamo messi? Beh, attualmente la sezione Polizia Stradale di Venezia non sta vivendo un bel periodo, perché siamo concentrati maggiormente nell'arteria autostradale, in quanto appunto da quanto scusate, è stato aperto il passante di Mestre è richiesta una maggiore attenzione del traffico veicolare. Di conseguenza la Polizia Stradale ha sia l'arteria autostradale vera e propria, il passante, e anche la tangenziale di Mestre. Di conseguenza il nostro, diciamo, intervento è pressoché in queste arterie autostradali. Questo però si riflette in maniera negativa sulla viabilità ordinaria, cioè su quelle strade appunto che sono al di fuori di queste arterie vere e proprie autostradali. Infatti purtroppo con la situazione attuale di organico, la presenza della polizia stradale nell'ambito veneziano e non solo si è molto ridotta, quindi si riflette, diciamo, in una sicurezza un po' minore, proprio percepita dal cittadino, perché proprio c'è una gran difficoltà di riuscire proprio a istituire questi veri e propri servizi istituzionali al di fuori delle arterie autostradali.